Pioverà? Ci sarà il sole? Andiamo a scoprirlo con le notizie del meteo e del traffico con il nostro Mimmo Calore. Grazie Marco per la linea, naturalmente come diciamo noi veneti, ciao ciao ragazzi, manieme i brassi. Beh, noi prima di darvi le notizie su meteo e traffico del nostro Veneto dobbiamo anche informarvi che ad esempio domani o dopodomani è la giornata mondiale dell'incertezza. Domani o dopodomani? Sì, gli organizzatori si stanno ancora organizzando, stanno decidendo la data, pare anche la location sia un po' così, non si sa bene se la faranno al nord o al sud, comunque voi intanto segnatevi la data, mi raccomando. Sì, ma domani o dopodomani? Ce lo faranno sapere nelle prossime settimane. Ma se sei domani o dopodomani? Vabbè, ovvio. Comunque, auto in panne, importante, auto in panne in autostrada all'altezza di Latisana. Allora state attenti, Sì, è un'auto in panne. Peccato però, perché a me la tisana piace senza panne, zuccheri, cose così, miele, insomma, preferisco liscia, pulita. Liscia, certo. Però gusti, come si dice, de gustibus. Ma naturalmente se vi recate al mare e all'estero, fate attenzione se andate ad esempio a navigare sulla fossa delle Marianne, soprattutto se vi chiamate Marianna. E ricordiamo che in Puglia, la nostra regione confinante, in Puglia, a causa del traffico intenso, si circolerà con le targhe Bari a Bari e Disbari a Disbari. Senti, Disbari, non esiste Disbari, possiamo tornare a parlare del Veneto? Bravo, sei preparato anche tu. Come vedete dalla cartina del Veneto, naturalmente c'è un flusso di alta pressione arrivare da qui, e visto che c'è questo flusso di alta pressione, noi consigliamo a tutti gli anziani di prendere la pastiglia preventivamente. Avvisiamo naturalmente gli spettatori che domani, a causa purtroppo di una eclissi lunare, Genova sarà colpita e purtroppo ci sarà buio pesto. L'eclissi lunare solo a Genova. Perché si è concentrata tutta là, buio pesto. Notizia di Meteo e Sport, altra regione confinante, nel Lazio ci sono naturalmente sospesi, ci sono gli internazionali di tennis a Roma, ma sono stati sospesi perché vi erano numerosi rovesci. Certo, se non te ti dà un dritto in faccia. Bravo Marco, ma noi vogliamo anche segnalarvi degli aggiornamenti purtroppo sulla cronaca nera. Un gelataio nella provincia di Padova, come potete vedere, un gelataio nella provincia di Padova purtroppo è stato arrestato per eccesso di legittima difesa. Cosa aveva fatto? Ha colpito ladro con 44 Magnum. D'altronde il gelataio quello aveva a disposizione. Quello aveva e quello ha fatto. Bravo. Ma chiudiamo con una notizia sul comportamento da tenere in auto. Mi raccomando, bene, quando siete in auto grattatevi il braccio, quando siete in auto, anche se siete fermi a semaforo, grattatevi bene le spalle, ad esempio, grattatevi continuamente, mi raccomando, grattatevi. Scusa, e se uno non prude niente? Ma si sa che in auto la prudenza non è mai troppa. Grazie al nostro Mimmo e arrivederci alla prossima puntata del Meteo e del Traffico. Ciao con la manina!